Un'estate di condivisione per i bambini, per i ragazzi autistici di Bassano, grazie ai centri estivi pensati per loro. Vincente l'idea nonostante la titubanza iniziale di alcuni genitori. La sperimentazione è riuscita. I centri estivi iniziati il 15 giugno e che termineranno l'11 settembre sono stati un grande successo. A frequentarli per tutta l'estate una ventina di ragazzi autistici tra i 7 e i 18 anni. In questi 3 mesi hanno frequentato corsi di nuoto, hanno imparato a fare la spesa, ad accudire gli animali nelle fattorie. Ragazzi che hanno soprattutto imparato a condividere le loro giornate con nuovi amici. La sperimentazione è supportata dal Comune di Bassano e a cura dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici dell'ANFAS. L'iniziativa ha avuto il supporto di numerosi volontari e di altre realtà associative come Gocce di Brenta e Rotary Castelli. Ci sono le associazioni cittadine, c'è l'amministrazione, c'è l'azienda sanitaria, quindi quando si ha a che fare con temi così complessi si può affrontare soltanto se si ha una dimensione appunto così di sistema, no? Dove ognuno si prende carico di un pezzo e insieme si affronta il tema. Ecco, questo credo che sia il valore aggiunto di questa esperienza del centro estivo che è stato organizzato dall'associazione ANSA e che ha avuto dei buonissimi risultati durante tutta l'estate.